Sto assaporando un sorso del liquore del Polesine, un liquore che fanno qui vicino. Cosa dite se andiamo a vedere come e dove si produce? Ci prendiamo la nostra solita bicicletta e partiamo. Abbiamo percorso un tratto della ciclabile Adige Po e siamo arrivati a Pincara dalle antiche distillerie mantovani. Sono in compagnia dell'amico Paolo che ci illustrerà il museo di famiglia. Pincara è un piccolo paese di 1270 abitanti, per cui un piccolissimo paese, però ecco, siamo molto felici sempre di accogliere circa da 8-9 mila visite l'anno. Vengono a trovarci, oltre che per la qualità dei nostri prodotti, anche perché abbiamo un museo d'impresa, una realtà museale legata appunto alla nostra storia produttiva che siamo felici, ecco, di mostrarvi e di accompagnarvi. All'interno del nostro museo potete anche ammirare alcune delle nostre bottiglie che vanno dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60 del Novecento. All'interno della parte museale potete trovare 3 percorsi che facciamo insieme ai nostri ospiti: un percorso storico, un percorso didattico e un percorso tecnico. L'azienda nasce nel 1824, per cui la nostra, dico nostra perché parlo di mia e di Anna, che è la nuova generazione, e siamo già giunti appunto a 6 generazioni. Il sole piano piano sta scendendo, calando e noi stiamo rientrando a Valgrande. Come ultima tappa siamo qui nel comune di Schienta, in località San Genesio, davanti alla chiesa della Beata Vergine Maria. Torniamo a casa. Un saluto al monumento provinciale degli Alpini.